E allora eccoci qua, buonasera, ben ritrovati in compagnia di Terzo Tempo. Torniamo di lunedì dopo 3 settimane di fila in cui tra Pasquette, derby e chi più ne ha più ne metta siamo andati in onda di martedì. Questa sera invece, questa settimana, torniamo di lunedì sera e torniamo anche all'assetto completo perché dopo che mi ha brillantemente sostituito tra qualche amnesia di troppo qua sullo sgabello, torna la sua postazione sul divanetto ben più comoda e spaziosa il nostro Marco Iorio. Ciao Marco. Ciao Filippo, ben ritrovato anche a te e io passo subito a presentare l'ospite di questa sera, ospite importante perché è qui con noi Mauro Morezzi, tra i giocatori più rappresentativi di questo campionato, ma soprattutto del Ragna della Pub. Benvenuto. Grazie, ciao Marco, ciao Filippo. Ciao Mauro. Mauro Morezzi, effettivamente hai detto te Marco, spesso in questa stessa sede l'hanno indicato come potenziale pallone d'oro di questa stagione, poi ne parleremo. In realtà c'è questo endorsement di Gherardi, io non so quanto gli hai dato. No, no, è vero, io vorrei anche- sapere. È un amico che l'ha dichiarato. Ho anche le registrazioni, però ovviamente assetto completo che non può non prevedere anche sotto la pioggia il nostro Michele Calella. Ciao Michele, buonasera. Ciao, buonasera a voi in studio, buonasera Filippo, buonasera Marco, buonasera anche ai ragazzi della Ragnatela Pub che so che sono ospiti oggi lì con voi. Allora, la partita non è ancora cominciata, manca ancora qualche minuto, colgo l'occasione però per darvi le formazioni ufficiali. Come avrete già detto, si affrontano Lazio Calcio a 8 e Global Service Ambiente. Cominciamo dalla Lazio, padrona di casa, che si schiera con Mastro Pietro in porta, difesa a 2 con Ballanti e Stazzi. Davanti a loro 4 gli uomini messi dal mister Cardella, a destra Vita Colonna, 2 gli uomini al centro, si tratta di Aquino come interno destro, Sanetti interno sinistro, Striani largo invece sulla corsia sinistra a supporto dell'unica punta di Lillo. Risponde dall'altra parte invece il Global Service Ambiente e lo fa con Gabriele tra i pali, difesa a 3, classico 3-3-1 per il Global, con Cosimi a destra, Quinquinio al centro e Oliva a sinistra, centrocampo anch'esso a 3 con Guadagno a dettare i tempi di gioco, sulle due fasce invece Seferi a destra, Festili a sinistra, unica punta il bomber numero 9 Tommaso D'Anversa. Per il momento è tutto, Filippo, vi restituisco la linea. Michele, scusami, Michele, mi senti? Sì. Senti, sì, è doveroso sento. chiederti, visto che sta venendo giù un nubifragio, insomma, quali sono le condizioni del campo? Alla Stella Azzurra si giocherà, insomma, cosa ci dici a riguardo? Per il momento mi sento di darvi il 100% di sicurezza che la partita si giocherà. Il terreno in effetti non sembra tenere proprio benissimo, però posso dirvi che l'80% del campo è assolutamente praticabile, quindi si giocherà al 100%. Perfetto, ci sentiamo più tardi, grazie Michele. Grazie a voi. E allora rientriamo in studio Marco perché questo è veramente un lunedì da leoni, ricordiamo che oltre a Global Lazio che si gioca nel terzo posto, a seguire ci sarà la sfida tra Checcolo Scapicollo e Super Ciccio che di fatto sancirà la squadra vincitrice di questa regular season. Perché? Perché siamo all'ultima giornata, però facciamo un passo indietro e vediamo come arriviamo a questi ultimi 50 minuti con i risultati della penultima giornata della regular season. Le chiamate di te andiamo a vederli subito in grafica, i risultati della penultima giornata della regular season. Eccola qui, partiamo con il 5-3 degli Hammers sul Mr. Jeff, Eurobet FC8 4-2, Global Service Ambiente Studio Bonfiglio Immobiliare 6-2, Super Ciccio Ragnatela Pub 2-2, Steaua 2005 Checco dello Scapicollo 1-3, Pizza Boom Lazio Calcio 8 3-2, chiudono calciovideo.com Professione Casa un clamoroso 2-1. Per una classifica, la penultima di questa regular season, che vede in testa il Checco dello Scapicollo che ha allungato proprio al photo finish sul Super Ciccio, 56 punti, 54 il Super Ciccio, 48 Global Service e Lazio Calciotto impegnate proprio stasera nello scontro diretto, 39 punti la Ragnatela Pub, 38 Mr. Jeff, 36 Pizza Boom, 35 Steaua 2005, 32 Eurobet, 31 Hammers, 26 FC8 e Studio Bonfiglio Immobiliare, 16 Professione Casa, 6 punti Calcio Video che ha un punto di penalizzazione. Ricordiamo ovviamente che Professione Casa e Calcio Video sono già matematicamente retrocesse in Serie A2, però nell'ultimo turno è successo davvero di tutto. È successo ad esempio che la Ragnatela Pub del qui presente Morezzi fermato sul pari il Super Ciccio, una bella prova di maturità, tra l'altro un pareggio in rimonta per il Super Ciccio, anche molto sofferto. Ha sciupato una bella vittoria alla Ragnatela Pub perché vinceva 2-0. Sì, un secondo tempo come al solito garibaldino del Super Ciccio, però secondo me qualche demerito in più per la Ragnatela Pub che ha dimostrato, non so se Mauro è d'accordo, nella ripresa di soffrire anche un po' un calo fisico. Sì, anche un calo fisico pure perché loro sono tutti ragazzi, tutti giovani,
noi abbiamo qualcuno un po' più avanzato, diciamo, con l'età, e quindi inevitabilmente viene a mancare qualcosa sotto l'aspetto proprio del fiato e del fisico. Però c'è anche da dire che noi abbiamo fatto una partita perfetta al primo tempo e loro sono una delle squadre più forti, appunto, come si vede dalla classifica, insomma, e quindi è in grado di ribaltare un risultato anche da 2-0 a 3-2 a 4-2. Poi tra l'altro questa settimana avete affrontato, lo vedremo anche strada facendo nel corso di questa trasmissione, prima il Super Ciccio e poi il Checco dello Scapicollo. Giovedì nella semifinale di Coppa Italia avete perso con il Checco, lo anticipiamo, però insomma scende a testa alta. Ecco, l'ultima settimana a livello di maturità e soprattutto in chiave di un eventuale playoff scudetto, quanto vi ha lasciato però in eredità? Perché non avete raccolto neanche una vittoria, però 2 prestazioni tutto sommato convincenti contro le 2 big di questo torneo. Sì, hai detto bene, abbiamo raggiunto una certa maturità che prima, l'anno scorso sicuramente non avevamo, quest'anno piano piano appunto stiamo maturando, stiamo trovando la nostra dimensione e pian piano andremo a fare qualcosa di più. Qualcosa di più che insomma quest'anno potrebbe essere anche, non ne vogliamo parlare. Sì, no, perché... no, vabbè, per carità. Dalla classifica sembra... Non vogliamo parlare, però in realtà loro oggi sono ospiti proprio per questo, perché è una settimana fondamentale per la Ragnatela Pub. Ultima giornata della regular season, si gioca l'ultimo posto disponibile per i playoff e la Ragnatela Pub, che al momento è qualificata, si gioca tutto in questo scontro diretto no, perché l'Eurobet ha tutt'altre intenzioni di classifica, però si gioca questo posto con rispettivamente Mr. Jeff e Pizza Boom. Sì. Non si dice, però bisogna Ma parlare, Massimo no? Tanto sicuramente In qualche modo. vinceranno il Mr. Jeff e il Pizza Boom e noi perderemo. Tutte e due, il posto è uno solo. No, in questi sono 2. Sì, da segnare, sì, hai ragione, Sì. perché potrei sì, addirittura scivolare in caso di sconfitta. Ne parliamo dopo perché come ultima giornata e consuetudine, insomma, è giusto anche sbilanciarsi e proiettarci in possibili accoppiamenti, no? Soluzioni, se perde quello, se vince quell'altro, insomma, vi spiegheremo strada facendo cosa dovrà succedere affinché la classifica assumi una dimensione più che un'altra. Però nel frattempo andiamo a vedere il primo contributo video della puntata odierna che si riferisce proprio al pareggio pirotecnico per 2 pari tra la Ragnatela Pub e il Super Ciccio. E un cordiale buonasera dallo Sport City, dove va in scena un'anteprima dei playoff tra la Ragnatela Pub e il Super Ciccio, entrambi sicuri di un posto per la parte finale del campionato, con il Super Ciccio che ancora vuole giocarsi la finale della regular season proprio contro il Checco Scapicollo, punti preziosi per rimanere in testa alla classifica. Mazzesi riesce a far su il pallone, poi il capitano Marinucci la mette giù, ripani con i piedi, profondo per Melchiorre, va a combattere con stufa, con il petto Melchiorre, la mette giù, c'è il fallo, la batte subito Melchiorre, aspetta che arrivi compagno a supporto, scarica subito per Morezzi, c'è spazio per Morezzi, però la conclusione e c'è il gol, il vantaggio del Ragnatela Pub con Melchiorre che riesce a toccare il pallone. Probabilmente l'ha toccato Placido più che Melchiorre, perché il pallone era arrivato in diagonale al centro dell'area di rigore. Poi le proteste del Super Ciccio con il Caviano che sta chiedendo a combattere ancora, palla buona 3 contro 1, palla per Placido, ha spazio per calciare Placido, carica la conclusione sopra il difensore e poi l'intervento provvidenziale da parte di Pantaloni. Ma che occasione sprecata dal... Prova a cambiare tutto, sbaglia l'intervento, poi Lanzi se ne va, palla al piede sopra un avversario, carica la conclusione, invece è un'apertura per il numero 5 che prova la conclusione, adesso stufa! Calcio d'angolo per la Ragnatela Pub, arriva ora il cross, palla che resta lì e Melchiorre con il piatto sigla il 2-0, sfugge alle maglie biancorosse Melchiorre e si infila tra 2 difensori con il piatto, spinge il pallone in rete, 2-0 per la Ragnatela Pub allo Sport City. Si riparte dunque secondo tempo, prova subito la conclusione Morezzi per spaventare Bonni, dunque 2-0 a favore della Ragnatela Pub. Arriva il cross per Mazzesi che prova di testa a spingere il pallone e poi arriva il tap-in completamente fuori misura di Temperini che spreca veramente un pallone incredibile di piatto oltre la traversa.
Arriva il calcio d'angolo di Princigalli di testa, ancora Mazzesi, e poi c'è il gol del 2-1 siglato da Pantaleoni sul colpo di testa di Mazzesi, che ha effettuato la torre sul calcio d'angolo mettendolo proprio sui piedi del numero 6, che va a siglare così il 2-1, partita che si accende dunque questo finale allo Sport City tra Ragna della Pab e Super Ciccio. Ora il numero 5 Mirante si accentra, carica la conclusione sporcata e c'è il pareggio del Super Ciccio con il numero 5 Mirante. La conclusione mancina sporcata da un difensore, inganna Ripani che non può arrivarci. Insegue Stufa l'apertura per Princigalli che punta l'avversario, è il capitano Marinucci che lo salta netto, palla ancora per il numero 7 in aria, palla che resta lì, arriva Maramao, la conclusione e la respinge in qualche modo eccezionale Ripani. Numero 5 l'apertura ancora per Stufa, arriva qui il triplice fischio, termina la partita 2-2 allo Sport City tra Super Ciccio e Ragna della Pab. Si giocherà tutto per la vittoria regular season nello scontro diretto contro il Checco dello Scapicollo. Sì, si può essere soddisfatti perché sono una grandissima squadra, quindi anche se stiamo vincendo 2-0, forse nel secondo tempo siamo un po' calati, però il punticino va bene, mancando l'ultima partita, quindi abbiamo messo in distanza quelli che stanno sotto. Per noi è andata bene, loro sono veramente una grande squadra. Abbiamo sentito Marco Iorio che ci ha raccontato Super Ciccio Ragna della Pab, però torniamo live dalla Stella Azzurra perché ha cambiato risultato Michele Calella. Sì, ha segnato sempre lui, il numero 9, Tommaso D'Anversa, che quindi sembra essersi messo alle spalle tutta quella serie di problemi fisici e di ambiente che sembravano insomma poterlo condizionare nelle scorse settimane. Ha ritrovato serenità e ha ritrovato anche la via del gol, sfruttando una conclusione deviata di Seferi Klaus. Era appostato all'interno dell'area di rigore il numero 9 che ha prontamente tramutato l'occasione in gol. Attenzione però perché c'è l'offensiva dall'altra parte con Aquino, pallone deviato e messo in calcio d'angolo. È cambiato quindi il punteggio, ci troviamo sul 1-0 in favore del Global Service Ambiente. Dalla Stella Azzurra è tutto. Grazie Michele, ci risentiamo naturalmente più tardi. Allora abbiamo visto intanto questo pareggio della Ragna della Pab contro il Super Ciccio. Andiamo a vedere anche come al solito con l'aiuto dei numeri e quindi delle statistiche quello che è stato il cammino nelle ultime settimane in questa seconda parte di regular season della Ragnatela Pab, che insomma ha messo a segno anche dei colpi importanti, tranne la sconfitta con il Pizza Boom e quella pesante contro la Steaua 2005. Per il resto anche risultati importanti, dicevo, la vittoria con la Lazio, la vittoria con il Global Service Ambiente. Ecco Marco, questa sembra essere un po' una squadra, per carità una frase abbastanza inflazionata sto per dire, che si esalta con le grandi e soffre invece con le piccole, a parte il 9-0 al calciovideo.com ovviamente. Sì, vabbè, calciovideo.com quest'anno insomma, ha fatto un poco testo, no, è importante come dici te i risultati clamorosi contro le prime della classifica, perché andare a vincere con la Lazio quest'anno non era sicuramente facile, non era facilissimo strappar punti del Super Ciccio che ha vinto un po' con tutti, e se non fosse ecco, questo clamoroso calo che ha avuto con la Steaua potrebbero già avere la qualificazione in tasca. Mauro, non ne vuoi parlare, però io te lo chiedo lo stesso. Questo sembra essere un po' il profilo però di una squadra da playoff, perché nella gara secca sembrate non soffrire contro nessuno. Il fatto che avete vinto contro corazzate del calibro del Global, della Lazio, pareggiato col Super Ciccio, dimostra che comunque nella gara secca potete far soffrire chiunque. Sì, sono d'accordo. Nella gara secca ce la possiamo giocare più o meno con chiunque. Il problema sì, noi abbiamo dei cali di concentrazione, appunto riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima sulla maturazione della squadra, stiamo maturando, stiamo ancora arrivando alla maturazione completa e quindi ci servirà anche questo di vincere contro le squadre meno forti. Marco, anticipiamo una grafica che di solito mandiamo sempre in coda alla nostra trasmissione, che è quella del prossimo turno, perché a questo punto, dopo aver visto la classifica, ecco, chiedo uno straordinario alla regia. È importante proiettarci anche agli ultimi 50 minuti della regular season. In chiave playoff, allora, il Mr. Jeff ospiterà l'FC8, il Pizza Boom andrà a giocare in casa di un professione casa già retrocesso, la Ragna della Pab chiuderà la settimana contro l'Eurobet. Allora, la Ragna della Pab ha 2 risultati su 3 a disposizione, pareggia e ai playoff, indipendentemente dagli altri, però
Però il discorso è soprattutto motivazionale, perché il Mr. Jeff ha il fattore anche campo a sua favore, perché a Longarina hanno vinto solamente gli Hammers, se non sbaglio, in questa stagione. Il Super Ciccio in Coppa Italia, l'FC8 non ha poco da chiedere al campionato, perché comunque sarà destinato a rimanere in Serie A attraverso i play-out. Stesso discorso potrebbe valere per l'Eurobet, ora con la grafica anche della classifica alla mano possiamo fare i conti in caso di vittoria e di altri incroci, se potrebbe arrivare all'8° posto. E l'ultima era appunto il Professore Casa, vorrà chiudere quantomeno con un risultato decoroso questa stagione e anche questa presenza in Serie A nell'ultima gara di campionato contro un avversario che sicuramente non porta i favori e le simpatie, insomma, Non tra i sono due gemellate. presidenti. Esatto, non c'è un gemellaggio tra le due squadre, per cui ecco, l'aspetto motivazionale potrebbero essere 3 gare alla pari, ma i valori in campo sicuramente sono molto differenti, e secondo me la gara più difficile è quella della Ragnatela Pub, perché l'Eurobet ha tanta voglia di riscatto e soprattutto vorrebbe cercare in qualche modo di restare comunque in Serie A agganciando l'8° posto, ma diciamo, le combinazioni sono difficili, perché dovrebbe perdere sia la Steaua che l'FC8, perché credo siano a pari punti. No, però guarda, riguardando la classifica, se ritorno un attimo, oggi stiamo veramente chiedendo gli extra. L'Eurobet in caso di vittoria raggiungerebbe la Steaua 2005 No, infatti, sì, a scusa, 35 solamente la punti. Steaua. Considerato che l'8° posto andrebbe a giocarsi, si sarebbe dovuto giocare un eventuale play-out contro il Professione Casa, che è penultimo, ma essendoci più di 10 punti di differenza, addirittura in questo caso sfioriamo i 20, e naturalmente l'8° posto vorrebbe dire salvezza diretta. Ora non so nello scontro diretto sì, perché hanno Eurobet Steaua sì, chi sta avanti. l'Eurobet, per cui... Però ecco, se sta davanti l'Eurobet, come dici te, in caso di vittoria dell'Eurobet contro la Ragnatela e in caso di sconfitta della Steaua, che adesso non ricordo, quindi richiederei il prossimo turno alla regia, in caso di sconfitta della Steaua, l'Eurobet e la Steaua gioca contro lo Studio Bonfim Immobiliare, che vale un po' il discorso fatto per l'FC8, squadra ormai condannata ai play-out. Però se la Steaua dovesse perdere e l'Eurobet vincere, a quel punto si andrebbe a giocare sullo scontro diretto, e se mi confermi quello che mi stai dicendo, l'Eurobet sarebbe salva e la Steaua andrebbe a giocare i play-out. Quindi classifica alla mano, Morizzi e compagni. Mauro, avete una gara complicata. onestamente l'avversario più difficile in quest'ultima giornata. Sì, sicuramente. Stiamo avanti con la classifica, ma abbiamo quest'ultima partita che è decisamente più difficile delle altre contendenti. Come la state vivendo questa settimana? Che per voi sarebbe storica, perché dopo 3 anni, dopo No, 2 2 anni, prima qualificazione playoff. Sì, prima qualificazione playoff. Come la stiamo vivendo? Abbiamo fatto, secondo me, il possibile, quello che potevamo fare. Cercheremo di incoronare questa cosa, di arrivare ai playoff. Chi ai playoff ovviamente c'è già arrivata, e chi questa settimana tra meno di un'ora e mezza si giocherà, anzi meno di un'ora, si giocherà anche la vittoria alla regular season, è il Checco dello Scapicollo, che nell'ultimo turno ha rispolverato quello che era un classico, almeno fino a qualche stagione fa, di questo torneo, vale a dire la sfida contro la Steaua 2005. Andiamo a vedere com'è andata. Bentrovati amici appassionati di calcio a 8, ci troviamo al Circolo Sportivo Ciriaci per assistere insieme a questa 25esima giornata di Serie A. Si affrontano Steaua 2005, padrone di casa, e Checco dello Scapicollo, stavolta in completo arancio da trasferta. Il Checco dello Scapicollo deve rispondere al Super Ciccio, attenzione però c'è Tilinca alla conclusione, para Olivieri e mette in calcio d'angolo. Prova a continuare a spingere con Tilinca, però torna su di lui Capolei, che subisce anche il fallo. Calcio di punizione per il Checco dello Scapicollo. Va a Cichella, parte la punizione di Cichella, la ribattuta! E poi sul secondo tentativo il numero 10 del Checco dello Scapicollo sigla il gol dell'1-0, portando in vantaggio la formazione di Francesco Testa. Un sinistro imprendibile per Vladescu, 1-0 alla Ciriaci. Palla intelligentissima ancora di Cichella, filtrante per Nardecchia, pallone di ritorno per Cichella, che di prima intenzione va con l'esterno destro sul secondo palo. Gol del 2-0 in pochissimi minuti. Il Checco dello Scapicollo incanala il match proprio sul binario che voleva. 2-0, ora Galli ribatte Vladescu, arriva Cola da sotto misura per il gol del 3-0 del Checco dello Scapicollo, ma Steaua 2005 completamente assente dal terreno di gioco, almeno in questo primo tempo. Abbiamo rivisto la respinta sotto misura di Ervin Cola, quello che era il gol del 3-0. Passiamo con le immagini alla ripresa, vediamo se ci sarà la reazione degli uomini di Kojan.
Va Bud su punizione, risponde presente Olivieri, ancora Bud per Mancas, passaggio fuori area per Tilinka col mancino Tilinka, un sinistro velenoso, non ci arriva Olivieri, accorcia le distanze lo Steaua 2005, lo fa con il proprio capitano, forse il giocatore simbolo di questa formazione, il capitano Tilinka. 3-1 al Ciriaci, continua a spingere lo Steaua, la conclusione fuori di un Bud non molto incisivo in serata. Vediamo se c'è ancora tempo. No, finisce qui il match. Decreta la fine delle ostilità il giudice di gara e al Ciriaci Checco dello Scapicollo batte Steaua 2005 per 3-1. Una bella vittoria quella che ha consegnato 3 punti al Checco dello Scapicollo, 3 punti che gli permettono di arrivare a questo rush finale della regular season con 2 punti di vantaggio proprio sul Super Ciccio che affronterà, l'ho detto, tra meno di un'ora nel big match della settimana, inevitabilmente alla Stella Azzurra. Un gran bel gol in questa partita, Mauro. Oggi abbiamo, Marco, l'onore di avere un gran centrocampista come Mauro Morezzi. Un altro gran centrocampista è Cichella del Checco Scapicollo, e 2 anni fa vinse anche il titolo del miglior giocatore. Cichella che ha indovinato questa conclusione col mancino. Durante la semifinale di Coppa Italia, che poi vedremo, Alessandro Salvati, che è uno dei nostri operatori, non so ce l'hai presente, quello un po' bruttino. Alessandro Salvati, prima del calcio di punizione che ha portato all'1-0 gol di Krasmir, ha detto ogni volta che Cichella batte un calcio di punizione praticamente è una tassa, cioè lui in qualche modo ti fa sempre male. Beh sì, è bravissimo, poi qui riesce a coordinarsi in pochissimo tempo anche col sinistro, quindi non è che devi stare attento solo al destro, è quasi completamente ambidestro, quindi è un gran giocatore, un bel giocatore, sì, bisogna stare attenti. Marco, allora ora faccio una domanda un po' pepata. Ti po' faccio tra questa numeri domanda un po' 10, io pepata. immagino che tu in quell'occasione avresti dato invece sul primo palo a giro, che è un piede un po' più morbido rispetto a Cichella. Beh sì, forse era vicino, però sì, forse sì. Marco, rispondimi questa domanda, perché almeno poi alimentiamo anche questo fatto che te sei un po' diventato anche un po' l'uomo mercato, no? Cichella è un po' più grande di Morezzi con gli anni, insomma sono diversi anni che gioca a questi livelli, ha vinto praticamente tutto. Morezzi è un po' il nuovo che avanza in quel ruolo. È possibile che Morezzi possa rappresentare un eventuale dopo Cichella al Checco dello Scapicollo? O Morezzi rimane alla linea della pub, secondo te? Innanzitutto bisogna vedere se resta Ciro Bardelloni il prossimo anno, perché questo non è dato di certo, scherzo. Ovviamente dovrebbe essere confermatissimo, anche se lui comunque aspetterà un confronto a fine anno, ma Morezzi lo vedo difficile che lasci la Ragna della Pub, anche perché abbiamo dopo, insomma, ci raggiungerà Matteo Dupaghe. Lui si è giocato proprio la via di casa, ha detto non si muove dalla Ragna della Pub, quindi a meno che non vogliamo andare sotto i punti Matteo Dupaghe e non ti vuoi prendere quest'onere. Allora te la rigiro così, se te fossi il Checco dello Scapicollo, qualora Cichella, che per carità è ancora giovane e vediamo benissimo, fa ancora la differenza, però nel momento in cui Cichella magari dovesse un attimino tirare il fiato, dire ok un attimo non gioco tutta la stagione, te chi individueresti come un erede di Cichella? Morezzi è l'identikit perfetto, mi sembra. Beh, a microfoni spenti anche lui ci ha confermato che preferisce giocare da regista basso. Secondo me potrebbero giocare benissimo tutte e due nel Checco dello Scapicollo, anche se che le necessità del Checco dello Scapicollo quest'anno forse è proprio più un bomber. Quest'anno è una squadra che ha fatto tanti gol con tanti giocatori, ma non ha l'Ervin Cola della situazione, sì, che è in squadra, ma che quest'anno ha segnato relativamente molto poco rispetto ai suoi standard. Mauro, Checco dello Scapicollo in chiave playoff, qualora Ragna della Pab naturalmente raggiungesse, insomma, rimane lo spauracchio di tutti. Voi ci avete giocato giovedì scorso? Sì, guarda, secondo me c'è il Super Ciccio che se la gioca alla pari, quindi non so chi preferirei tra le due squadre. Il Checco dello Scapicollo sì, rimane il Checco dello Scapicollo, certo, che comunque vince da 2-3 anni sì, praticamente da quando è in Serie A difficilmente ha sbagliato un colpo. Nel finale. Sì. Però non credi che un'eventuale sconfitta, la butto là, tra meno di 2 ore, perché la partita finirà tra 2 ore, del Checco contro il Super Ciccio, anche se è soltanto l'ultima regular season, la regular season alla fine è un trofeo fittizio per certi versi, non credi che possa incidere anche in chiave playoff? Il Checco si renderebbe conto davvero che questo Super Ciccio può togliergli lo scettro, perdendo stasera? Sì, forse potrebbe incidere soprattutto sulla mentalità del Checco dello Scapicollo, perché magari va a capire che ci sta un'altra squadra alla sua altezza, però io credo che già lo sanno, insomma.
Tra l'altro Checco quest'anno ha perso anche contro il Global Service all'andata, Il quindi non presidente è che... Testa non ha mai perso occasione per dire, per celebrare i ragazzi del Super Ciccio, anche perché sembra che quando vincono i ragazzi del Super Ciccio vanno a festeggiare da Checco dello Scavicollo, per cui quindi c'è anche comunque sia un- il presidente Testa casca bene. Voi festeggiate la Ragnatela Pub. Gioca la Ragnatela, sì. Però un'altra grande protagonista che stasera, almeno stando all'ultimo aggiornamento che ci ha riferito il nostro Michele Carella, sta vincendo contro la Lazio Calciotto. Un'altra grande protagonista, dicevo, di questa stagione è sicuramente il Global Service Ambiente, che nell'ultimo turno è tornata a fare punti dopo 3 sconfitte consecutive, mettendosi alle spalle una crisi che sembrava davvero iniziare a preoccupare un po' tutti, presidente Villani e mister Maffei in primis. Andiamo a vedere com'è andata la sfida tra Global Service e Studio Bonfim Immobiliare. Penultima giornata, Global Service Ambiente e Studio Bonfiglio Immobiliare. Studio Bonfiglio Immobiliare ormai destinato ai play-out, si gioca questi ultimi punti contro un Global Service fermo al palo, ha perso la corsa per i primi posti della classifica. Dopo la sconfitta per 5-0 contro il Checco dello Scapicolo, davvero un giudizio insindacabile. Attende forse un po' troppo, prova lo scambio ancora con Cosimi, esagera però in questo caso. Arriva gran carriera, guadagna conclusione di destro. Troppe deviazioni che ingannano Pinotti, tanta sfortuna per lo Studio Bonfiglio che subisce questo gol rocambolesco sul tiro di Chianese. Non guadagno, Chianese ha effettuato il tiro. Buono l'appoggio di testa per D'Anversa che da buon rapace d'area la butta dentro. 2-0 per il CSA che aumenta il vantaggio. Buona questa azione. Il sinistro di Quinquinio e beffa Pinotti. Forse c'è stata la deviazione di D'Anversa, sempre in agguato. Ancora una volta Pinotti tradito da una deviazione. Secondo gol sporcato. 3-0. L'intenzione del compagno di squadra. Subito verso Quattrucci, all'occasione. Ed il Tanche sbaglia un gol fatto. Ricomincia il secondo tempo. Altri 25 minuti per lo Studio Bonfiglio. Cola cerca lo spazio per inserirsi, lo attende. Il difensore Cola prova a trovare lo spazio, deve farsi aiutare. Poi la conclusione, trova la rete. Daniele Gabriele battuto. Gli lasciano troppo spazio, non gli vanno incontro e Cola punisce. Esagera forse Cola, lascia il vantaggio, guadagno da fuori, Pinotti interviene e poi ci pensa D'Anversa con il tap-in. Pinotti aveva tirato fuori un miracolo, ma poi la palla è arrivata ad D'Anversa che come un treno, da buon rapace, replica ancora. 4-1 per il Global Service Ambiente. Cola agguanta il pallone, prova ad andarsene, forse c'è il fallo, infatti viene assegnato punizione dal limite. Di Cola sul pallone, buona l'occasione, parte il destro, deviato e finisce in rete. Buono questo tiro di Cola che trapassa la barriera di Global Service Ambiente. C'è stata probabilmente la deviazione. Calcio d'angolo, battuto all'indietro per Quinquinio, il sinistro, deviato e un altro gol per un'indecisione della difesa bianconera. Gol di Leacche, numero 11 Global Service Ambiente. Palla al centro di testa. La palla non è entrata. Ma viene assegnato il gol. Pinotti ha detto che la palla era dentro. Bellissimo fair play di Pinotti. Premio fair play a Pinotti. Sestili sul pallone, punizione per il Global Service Ambiente. Conclusione che attraversa la difesa. Carambola centrale. Palla che finisce fuori. Finisce qui il match 6-2. Risultato generoso per il Global Service Ambiente, ma fin troppo facile contro uno Studio Bonfiglio troppo disattento. Sicuramente merito del presidente che ci ha fatto il cazziatone dentro gli spogliatoi. Poi gli avversari di questa sera sicuramente avevano una partita importante da giocarsi perché si stanno giocando la salvezza, quindi non ci hanno regalato niente. Siamo stati bravi noi a trovare la compattezza che ci è mancata nelle gare precedenti. E peccato che forse è arrivato troppo tardi, come hai detto te, e ci siamo giocati un po' la corsa verso il primo posto. Ci saranno dei rafforzamenti nella squadra? Non si dicono certe cose, se no poi Marco Iorio ci fa le trasmissioni interi. E allora, insomma, salutiamo il presidente Villani che... Io aggiungo che Sì. se qualcuno seguisse l'anteprima Serie B potrebbe trovare un calciatore
che oggi era tra i giocatori, tra le gare abbiamo riprese, che Sì. il prossimo anno potrebbe fare compagnia al presidente. Al Global Service, quindi. Pescato dalla Serie B. Torniamo un attimo alla Stella Azzurra, poi ritorniamo su questo argomento. Michele Calella. Ha raddoppiato il Global Service Ambiente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, uno schema che avevamo già visto nel corso della cronaca, ovvero pallone corto sul vertice basso dell'area di rigore a favorire l'inserimento del numero 7 Cosimi, che aveva tirato anche questa volta, poi una deviazione credo di Striani all'interno dell'area di rigore che ha tagliato fuori l'intervento di Mastro Pietro e quindi cambia nuovamente il punteggio alla Stella Azzurra. Siamo 2-0 per il Global Service Ambiente. A te Filippo. Grazie Michele Calella. Insomma, abbiamo sentito il presidente Villani che ti ha servito quest'assist di natura di mercato. Ora non ci facciamo una trasmissione, se no attenti, poi dovremmo dargli ragione. Che non smentire in diretta. Però c'è un giocatore della Serie B o Serie 2? Della Serie B che quindi è tu da molto due bravo, categorie sì. sotto. Ma quando uno è talentuoso è talentuoso. Quindi un giovane. No, non credo sia giovanissimo, è un attaccante molto talentuoso. A te hai avuto i soliti messaggini? Qualcosa di più questa volta. Addirittura. Ma a questo punto facciamo i misteriosi anche noi e rimanderemo a una puntata estiva, se la fan nel service ce la consentirà, di calcio a 8 mercato. Calcio 8 mercato. Però abbiamo visto la cosa importante, Marco, è che il Global si è messo alle spalle una crisi che iniziava a preoccupare, perché perdere 3 partite di fila in questo periodo dell'anno e come le ha perse il Global, insomma. Sì, perse malamente contro Checco Scapicollo per una mancanza di giocatori, perché non si può presentare con 8 giocatori a disposizione contro Checco Scapicollo per tutto il primo tempo. E credo sia servita anche la sfuriata del presidente negli spogliatoi o comunque tra di loro, insomma, a 4 occhi, perché la squadra, insomma, 3 sconfitte consecutive in vista dei playoff erano davvero un brutto campanello d'allarme. E comunque serviva di trovare la compattezza di questa squadra, e anche questa sera tra l'altro mancherà Patarini, che è un giocatore importante anche per Ottica Playoff. A proposito di Global, ritorniamo live e cambia ancora il risultato tra Global e Lazio. Michele? Sì, è ancora Cosimi, ancora grazie a una deviazione stavolta della barriera. Era un calcio di punizione, si trattava di un calcio di punizione da posizione assolutamente pericolosa. Sappiamo benissimo le potenzialità balistiche del numero 7 del Global Service Ambiente, che non ha tradito le nostre aspettative ed ha bucato il portiere Mastro Pietro per la terza volta. 3-0 quindi alla Stella Azzurra per il Global Service Ambiente. A te Filippo. Gara che sembra davvero in cassaforte, 3-0, doppietta di Cosimi, terzo posto ormai a vista per il Global Service Ambiente. Però ritorniamo un attimo su... Interessante anche Scusami. l'Ottica Playoff, ovviamente. È Perché vero. con questo risultato ovviamente il Global Service Ambiente non potrebbe incontrare la Lazio negli eventuali playoff. Sì, la Lazio, nei quarti no, naturalmente. Nei quarti non si sarebbero affrontati già prima, però con questo risultato il Global andrebbe a prendere l'eventuale sesta, che perché no, potrebbe essere anche la Regna della Pab, quindi è tutto un insieme di combinazioni che potrebbero verificarsi nel corso naturalmente di questi ultimi minuti della regular season. Però un bellissimo gesto, vale la pena sottolinearlo secondo me, l'ha detto anche il nostro Marvin Angeloni in sede di cronaca, è arrivato da Simone Pinotti in questa partita, perché questo è per carità, il gol del 6-2 se non ricordo male, questo stacco di testa, salvataggio sulla linea, l'arbitro in un primo momento non dà il gol, Pinotti invece di fatto cambia la decisione, c'è stato vedete il salvataggio sulla linea, la palla però aveva superato la linea di porta, almeno stando alla testimonianza di Pinotti, e quindi Pinotti insomma fa cambiare idea al direttore di gara e dice sì, la palla ha superato la linea, quindi è gol, non è stata salvata prima. Bel gesto. Complimenti, no, non se ne trovano spesso di bei gesti di fair play così, complimenti a lui. Mauro, in chiusura, perché poi c'è il turnover, no? Oggi siete che del cambio al mister, non viceversa il mister, che te a parte non esci mai, quindi non è che insomma, hai di questi problemi. E comunque... Perché giro col mister. Perché? Perché giro col mister. Perché giri con il mister? Sì, sì. Cavolo. Io invece giro con Iolo e ho sempre più problemi. Però, dicevo, questa comunque andrà in archivio come una stagione importante per la Regna della Pab. Perché? Al di là della classifica, ma cosa è cambiato dentro di voi? Beh, diciamo che partendo sia dall'anno scorso siamo andati sì in finale di Coppa, ma diciamo siamo andati a fare i play-out. Sì, salvati d'ufficio. Sì, esatto. Quest'anno siamo arrivati in semifinale di Coppa, siamo arrivati quasi ai play-off, non si sa, insomma, bisogna giocarsi l'ultima partita, però
Vuol dire che stiamo crescendo come squadra, vuol dire che abbiamo fatto degli innesti giusti quest'anno, perché abbiamo fatto 3 innesti che secondo me sono stati devastanti, cioè sia Lani sia Placido che ha fatto, non so, 16-17 gol, anche 16, lui, no? 16. Sì, segnato pure in Coppa Però Italia. ha segnato anche in Coppa tra l'altro Italia. ci devi dare una delucidazione. Il primo gol ha fatto Il Placido. primo gol ha fatto Placido e Dovrebbe essere non 17. Melchior, dovrebbe essere 17, infatti mi dice che mi ha ripreso, io però ancora, dico no, stai sotto ancora, spero che non mi rimanga assegnato. E Acerbi, che sono i tre innesti che sono stati favolosi quest'anno, quindi è anche quello. Voto positivo ovviamente. Certo, sì, per Però- tutti e tre, per tutta la squadra. Ancora la stagione non è detto che termini mercoledì, intendiamoci, la classifica, insomma, l'abbiamo detto in lungo e largo. Sì. Ora Speriamo che non termini mercoledì. Ve lo auguriamo, comunque vada, vi rivolgiamo i nostri Un complimenti. buon secondino, perché hai parlato del collettivo, però in caso di passaggio del turno nei playoff Mauro Marezzi sarebbe pronto a prendersi anche il titolo di miglior giocatore della Lega Calcio 8, comunque tra i candidati. Lo senti? Beh, se come- glielo danno se lo prende, certo che è pronto. Più che altro lo senti tuo. Diciamo che è un bel, sarebbe una bella cosa, però ci sono molti giocatori forti nella Lega. Abbiamo visto il 10 del Checco, Cichella. sì, ci sono il Super Ciccio, Lanzi, il numero 10 sempre del Super Ciccio, ci sono molti giocatori forti, anche lo stesso Placido, lo stesso Lani, lo stesso Cardinali che giocano in squadra con me. Magari. Tra i numeri 10 però significativo ha fatto fuori Daniele Rossi e questa è una No, notizia. Daniele Rossi che tra l'altro ha indicato Morezzi come Sì, possibile per erede carità. del titolo di MVP. Daniele Rossi perché già ne ha vinto uno, quest'anno dopo Daniele- diventa monotono, no? Quest'anno Daniele è anche complice di una serie di difficoltà di natura fisica, però sarà protagonista proprio nel prossimo servizio. Però quest'anno ha avuto naturalmente una stagione un po' più a toni minori. Però nei nostri studi ha detto Morezzi potrebbe essere Lui un la sì. papabile. Ti ha fatto l'endorsement Daniele. Mi fa piacere perché è un super giocatore, quindi ricevere complimenti da uno che ha giocato anche come lui Certo. mi fa molto piacere. Mauro, io ti ringrazio, comunque ribadisco complimenti al di là di come finirà la Grazie. stagione a te e tutta la Regna della Papa. Grazie a voi. Grazie davvero a Mauro Morezzi e adesso andiamo a vedere proprio una partita che riguarda Daniele Rossi da vicino perché è stata una partita molto divertente, molto scoppiettante, quella della scorsa settimana, la Stella Azzurra tra Pizza Boom e Lazio Calcio 8. 100 minuti alla fine della regular season di Serie A, la Lazio Calcio 8 a caccia del terzo posto, il Pizza Boom a caccia di punti per sperare ancora in un posto ai prossimi playoff scudetto. Buonasera e ben trovati dalla Stella Azzurra, buonasera e ben trovati da Pizza Boom, Lazio Calcio 8. In caso di vittoria questa sera il Pizza Boom si porterebbe a 2 soli punti dal Mr. Jeff e quindi a 2 soli punti dalla zona playoff con una gara ancora da giocare, quindi davvero sembrava un po' spacciata la compagine giallorossa, invece il risultato di ieri. Però attenzione, scusami, perché proprio adesso c'è il gol di Cavaniglia, quindi Pizza Boom in vantaggio con il gol di Cavaniglia, un bel gol di esterno destro, Lazio Calcio 8 0, Pizza Boom 1. Sterbini riparte in contropiede per Cecati, cost to cost di Cecati, ancora Cecati, palla al centro per Tiberi con il destro, grandissimo contropiede del Pizza Boom. Segnatevi questa azione, accademica ripartenza della compagine giallorossa. 2-0 alla Stella Azzurra per la compagine, il presidente Messali. Giannini. Ancora Rizzo, costo Rizzo col sinistro, la palla all'angolino, grandissima azione di Rizzo che si è portato fino al limite dell'area, ha aperto il mancino, palla all'angolino, Merciaro Immobile, Pizza Boom 2, Lazio Calcio 8 1. Si riparte quindi il secondo tempo qui alla Stella Azzurra della sfida tra Pizza Boom e Lazio Calcio 8. Primi 25 minuti sono conclusi con il risultato di 2-1 per la compagine giallorossa in virtù delle reti di Cavaniglia e Tiberi. Poi il gol del 2-1 realizzato da Rizzo. Giannini che apre sulla sinistra per Garofalo, in verticale per Cavaniglia. Ancora Cavaniglia, si accentra, palla sul destro, conclusione a giro, pallone che si alza sopra la traversa. Ancora Bozzetto. Palla per Striani. Striani ancora arriva fin sulla tre quarti. Striani, palla sul destro, conclusione a giro. Attaccato da Cavaniglia, ancora Bozzetto, si allarga sulla destra, ancora Rizzo, gran numero, Rizzo entra dentro l'aria, conclusione col mancino che termina sopra la traversa, un brivido per il Pizza Boom. Pallanti per Lana, chiuso da Sterbini che in qualche modo serve Cavaniglia che si accentra, poi con un tocco delizioso, ancora Cavaniglia, possibilità di contropiede, Cavaniglia per Giannini che si coordina col sinistro, Bombardieri. Prodigioso. Cavaniglia può ripartire con l'esterno in verticale per Rossi che di tacco delizioso serve Giannini con il destro e questo è un gol da copertina, incredibile giocata di Daniele Rossi,
perfetto per Giannini, che controlla con il petto e poi con il destro fulmina Bombardieri. Il Pizzaboom va sul 3-1, ma questo è un gol davvero da vedere e rivedere 100 volte ancora. Di testa Prente l'hanno sempre presa, ragazzi. Giallorossi, ma attenzione, arriva il gol incredibile di Lana sui sviluppi di calcio d'angolo. Lana irrompe al centro dell'area, travolge tutti, Merciaro compreso, ma cosa più importante, la mette dentro. 3-2 Pizzaboom. Pizzaboom a un passo dalla vittoria. Di Ghetti al microfono, allo fischietto in bocca. Arriva in questo momento il triplice fischio. Risultato finale alla Stella Azzurra. Pizzaboom batte Lazio Calciotto 3-2. Vabbè, stiamo giocando molto bene, abbiamo ricompattato la squadra, stasera penso che abbiamo meritato la vittoria sul campo. Per fortuna gioca Rossi, giocano tutti ad altissimi livelli, anche se abbiamo tanti infortunati. Ma io ci ho sempre creduto, ve l'ho detto anche in trasmissione, quando le telecamere erano spente, dobbiamo fare un altro sforzo, ma non dipende da noi. Però l'importante è che noi vinciamo queste partite. Ci giochiamo tutto quanto adesso anche con il Globo, ma noi dobbiamo pensare a fare i playoff. Ci siamo arrivati, perciò andremo a giocarceli al massimo delle nostre potenzialità. Consci del fatto già tantissimo. Il fatto che abbiamo fatto tantissimo, questo non vuol dire che non proviamo a fare di più, anzi il nostro punto, questo punto è proprio cercare di superare intanto il primo turno dei playoff e poi vedere quello che succede. Una vittoria importante, molto significativa anche per il Pizzaboom, che si ritrova inaspettatamente ancora in corsa per i playoff, anche per una coincidenza dei risultati, però in corsa dei playoff, per i playoff c'è soprattutto la Ragnatela Pub. Se n'è andato il numero 10 Mauro Morezzi, arriva il numero 1, come possiamo definirlo? L'allenatore simbolo, il mio allenatore della passata stagione, perché no, magari anche lui in Liz anche quest'anno per la panchina d'oro, vale a dire Matteo Dupacchier. Ciao Filippo, grazie, ciao Marco. Ben trovato. Tra l'altro Dupacchier, svegliamo una retroscena, è stato un po' l'incubo dei sottopancia lo scorso anno, perché tra Amadei che non lo prendeva mai, i sottopancia della regia erano completamente sbagliati, Dupacchier è stato un po', no, ti ricordi che fino a un certo punto poi ci ha detto mi chiamo Dupacchier. Sì, il cognome è sempre sbagliato, assolutamente. Dopo questo retroscena che ovviamente interessava poco a tutti, e torniamo a parlare di calciotto. Pizzaboom, Marco, si rilancia incredibilmente per la zona playoff, però è pure vero che nelle ultime settimane questa è una squadra che è cresciuta al punto da battere anche la Lazio Calciotto. Sì, è lo specchio di una stagione buttata letteralmente alle ortiche, perché il girone di ritorno è stato disastroso, quello del Pizzaboom, secondo solo al terribile girone di ritorno dello scorso anno del Ragnatela Pub, che addirittura centrarono la retrocessione. Per il Pizzaboom credo che tutto deriva dalla crescita dello stato di forma di Daniele Rossi, come abbiamo detto prima, ma anche del ritorno di Stornelli a grandi livelli, che ha avuto una lunga fase di appannamento. Di Sterbini, scusami, perché è tornato anche Sterbini, Sì, è tornato. Sterbini è tornato da una serie di squalifiche, Sì. erano 2 giornate. E ha giocato molto bene contro la Però, Lazio. ovviamente si era riposato nel frattempo. E Stornelli, che non segnava da tantissimo tempo, era fermo a 18-19 reti se non sbaglio, e anche lui si è sbloccato. E poi ecco Giannini, che ha fatto un gol che poi credo vedremo nella Col Parade. Lo vediamo subito il gol di Giannini, lo chiedo anche di commentarlo a Matteo Dupacchier, perché al di là ora dell'esecuzione di Giannini, naturalmente il pezzo di bravura è questo tacco volante di Rossi. Questo è un gran gesto tecnico, ha fatto una grandissima cosa, queste cose lui ce l'ha. Tecnicamente Daniele è veramente forte, questa è una grandissima giocata. Gol decisivo, tra l'altro, un gol che ha consegnato i 3 punti, anche Cavaniglia, tra l'altro il rientro di Cavaniglia pesa tantissimo su questa squadra. Pizzaboom che nell'ultima giornata giocherà contro un Professione Casa già matematicamente retrocesso, un Professione Casa però, Matteo, come ha detto anche Marco, che venderà comunque cara la pelle, almeno ce l'auguriamo, uno per un discorso di correttezza e due perché insomma non è che trapassino proprio simpatie così elevate tra loro e il Pizzaboom. Ma conoscendo Forgione, la sua voglia, penso che fino alla fine faranno anche una grande partita anche l'ultima giornata, essendo già retrocessi. Loro purtroppo quest'anno cambiano molto, quindi gli ha detto male, ma secondo me contro Pizzaboom faranno una grande partita perché onoreranno fino alla fine questo campionato. Ecco, da chi ti aspetteresti di più un regalo, tra virgolette, dal Professione Casa contro il Pizzaboom, fermo restando che il Pizzaboom è obbligato a vincere per andare ai playoff, quindi anche un pareggio sarebbe comunque un regalo per voi, o dall'FC8 domani sera contro il Mr. Jeff? Ma andrebbe bene tutte e due in fondo. Alla Longarina però, sì, giustamente, lo diciamo so. Marco. Io penso che sono 2 partite sulla carta che sia Mr. Jeff e Pizzaboom dovrebbero vincere. Però la voglia di Professione Casa di fare l'ultima bella partita in Serie A, stanno provando pure i giocatori nuovi per l'anno prossimo, secondo me potranno fare una buona partita.
Faccio pensare anche a questa cosa, potrebbe verificarsi un esperimento di squadra per la Serie 2 del Professione Casa, e poi ci metterei anche la voglia dell'FC8, grandissimi professionisti che difficilmente Gianni Trapasso in questo caso insieme a Mister Frasetti regaleranno la partita a qualcuno, la vedo molto difficile. Chiaro. Però è un vantaggio o uno svantaggio a seconda per il Mister Jeff giocare domani sera anziché mercoledì come voi e il Pizza Boom? Tecnicamente dovrebbe essere uno svantaggio. Tecnicamente è uno svantaggio, però giocano in casa, loro in casa hanno sempre quasi vinto, quindi in teoria dovrebbero vincere facile, anche se poi FC8 c'è una gara che per loro è importante perché si giocano diciamo un terzo ultimo, un quarto ultimo posto con SP Immobiliare, quindi stanno allo stesso punteggio, quindi un incrocio secondo me se la giocano. Possono scegliere l'avversario, che poi ecco, vediamo un'altra volta la classifica, oggi la stiamo veramente logorando questa classifica. Allora, ad oggi sarebbe, stando così appunto la graduatoria, lo Studio Bonfio contro l'Eurobet e gli Hammers contro l'FC8. Ora bisogna capire tra FC8 e Studio Bonfio però realmente chi sta davanti in chiave di scontri diretti. Marco, te effettivamente fossi FC8 o Studio Bonfiglio, dovendo scegliere tra chi sta davanti, Aerobet, Hammers e anche eventualmente la Steaua, perché non è matematicamente salva, chi ti augureresti di non trovare? Io la squadra più in forma secondo me tra queste sono gli Hammers, in grandissima crescita con una coppia gol lì davanti che fa paura e fa gol anche sul mercato, perché Bettinelli, è inutile nasconderlo, piace a tantissimi perché è un attaccante completo e che ha fatto un giro di ritorno strepitoso come sempre. Magari dopo vediamo anche la classifica marcatori, per cui secondo me sarebbe la squadra da evitare. La Steaua è la solita squadra che comunque nello scontro diretto è la mina vagante, e l'Eurobet ha un grandissimo potenziale, così come lo Studio Bonfiglio, ma che è rimasto gran parte inespresso quest'anno. Andiamo a vedere la classifica marcatori, poco fa chiamata anche da Marco Iorio perché questa settimana hanno segnato tanti giocatori. In testa però rimane sempre Andrea Davello con 25 gol, anzi no, non più, o meglio, comunque a pari merito con Tommaso Lamberza che stasera ha segnato, ovviamente però con una gara in più all'attivo, poi 20 gol per Striani, Mazzesi e per lo stesso Bettinelli, 19 per Stornelli, Ippoliti che è un altro giocatore che insomma un po' affari spenti ma ha segnato tantissimo quest'anno, 18 per Maramau, 17 per Ferrante, Morezzi, Nardecchia, 16 Vilcu, 15 Stegaro e Princigalli, ne ha 3 il Superciccio, Mazzesi, Maramau e Princigalli, a dimostrazione tanto però scusate, torniamo alla Stella Azzurra perché a proposito di gol ne ha fatto ancora un altro il Global. Michele? Ha sbagliato tutto il numero 3 Ballanti, regalando letteralmente Michele, la sfera a Tommaso Lamberza, pronto come un rapace al limite dell'area di rigore, e da lì uno come lui non sbaglia praticamente mai. 4-0 Global. Quindi doppietta per Tommaso Lamberza che ci aggiorna in live Michele Calella, ma al tempo stesso indirettamente anche Tommaso Lamberza. Lamberza è il capocannoniere almeno fino a questo momento. Perché insomma l'attaccante di Mr. Jeff ormai è fermo a 25 gol credo da 4 giornate. Sì, se non Davello sbaglio. si è fermato. Però 25 gol sono un bottino importante, D'Anversa 26, insomma chiude una regular season da prima firma. Sono tantissimi, soprattutto per D'Anversa che conferma una costanza nel rendimento negli anni. Tra l'altro Ferrante del Professione Casa, un giocatore che è retrocesso, quindi andrà in Serie A2, lo prenderesti di un Ferrante? Ferrante è un bel giocatore, secondo me. Ha fatto 16 gol il primo anno di Serie A. Anche se il più forte attaccante è Bettinelli, il giocatore più forte della Lega come attaccante. Tra l'altro Ferrante non ha chiuso benissimo la stagione col presidente. Sì, è stato espulso. Potrebbe anche svincolato, forse, non so, queste dinamiche. È un bel giocatore, una prima punta classica. Di peso, poi, però si muove anche bene. Quest'anno ha portato anche Acerbi, se non sbaglio. Sì, Andrea è un buonissimo giocatore, quest'anno ci ha dato una grossa mano. Come diceva prima Mauro, c'è stato anche Daniele Placido, che secondo me è stato l'acquisto in cui ha dato veramente una marcia in più a questa squadra. Però usciamo un attimo dall'ambiente mercato perché sennò attenti rischiamo di sovrapporre più argomenti. Rientriamo in argomento classifica e soprattutto proiettiamoci all'ultima giornata. Un'altra squadra su cui saranno puntati i riflettori sarà sicuramente il Mr. Jeff, ancora in piena lotta playoff. Mr. Jeff che nell'ultima settimana ha sofferto tanto in casa degli Hammers, che come diceva Iorio è una squadra che vende sempre carissima la pelle. Andiamo a vedere com'è andata. Penultima giornata per la Serie A Lega Calcio 8, qui alla Stella Azzurra si affrontano Hammers e Mr. Jeff. Ormai i giochi sono, possiamo dire, praticamente fatti. Hammers che si giocheranno i play-out, invece per i Mr. Jeff.
i comodi playoff. Vedremo se sapranno comunque migliorare il loro score in classifica. Probabilmente una scorrettezza, si continua il sinistro centrale, però viene ribattuto. Conclusione ribattuta sulla barriera. Poi di prima intenzione Scarsella rischia grosso. Continua a muoversi la barriera, l'arbitro potrebbe intervenire con un'ammonizione, devono fare attenzione. Fabiani il destro, si lancia Scarsella. Caruso. Fabiani alla palla buona, se ne va Fabiani, il destro morbido e punisce Scarsella. Bellissimo gesto tecnico di Fabiani che conferma lo stato di grazia delle ultime giornate. Severini l'aveva capito. Arriva il palo invece del gol. Pelleggi prova a sfondare. Ancora lui sulla destra e punisce. Non ha avuto dubbi sulla conclusione. Ancora una volta non si è fatto attendere il contributo di Pelleggi. 2-0 in avanti. Prova a spizzare l'indietro per Tonetto che allarga sulla sinistra, si ripropone, buono l'inserimento, la triangolazione e la conclusione chirurgica del numero 6 Max Tonetto che punisce. Tira fuori il mirino e Cozzi non può nulla. Mr. Jeff che accorcia le distanze e si va al time out. Tutto pronto per il secondo tempo, penultima giornata per la regular season. 2-1 per i Granata. Si chiude la difesa Granata, parte Pizzuti il destro, si infrange sulla barriera, subito risponde Tonetto, palla al centro, viene ribattuta incredibilmente. Ancora colpo di testa e viene salvato. Arriva Scarsella, è un intervento d'arte marziale per Dio ci aiuti che recupera il pallone, la conclusione improvvisa che punisce Scarsella, ancora lui, ancora Fabiani, mette a segno la sua doppietta. Reina, 3-1 per i Granata. Arbitro ferma tutto. Calcio di rigore per il Mr. Jeff per fallo di mano, c'è anche la munizione. Va Pizzuti subito sul dischetto. Il destro di Pizzuti punisce Cozzi, 3-2. Rimonta del Mr. Jeff dopo aver subito il gol di Fabiani. Pelleggi agguanta il pallone, prova ad appoggiare a Fabiani, probabilmente gioco pericoloso. Punizione, calcio piazzato per i Granata, proveranno a metterla al centro. Tiro da fuori, una bomba che finisce dentro. Un siluro che punisce Scarsella, lo trova impreparato. Granata che tornano in cattedra con questo gol, 4-2. Pizzuti che è andato a segno su rigore, ci ha pensato però subito. Ancora Severini, incredibilmente lasciato solo, realizza un gol che dichiara lo scacco matto sul Mr. Jeff. Viene assegnato un altro rigore probabilmente, secondo rigore per il Mr. Jeff. Parte Pizzuti, il destro e punisce ancora una volta Cozzi alla sua destra e finisce qui il match 5-3 per i Granata che confermano il loro stato di grazia. Mr. Jeff che colleziona 2 rigori ma ovviamente non basta per recuperare la partita. Sì, purtroppo la situazione è sempre quella, la conosci bene, le assenze sono sempre state tante, giocatori come Severini che è in primavera della Roma che sta riprendendo adesso, inizio campionato ci ha avuto subito un infortunio, non ce l'ho avuto per un sacco di tempo. Fabiani latitante per lavoro e certo al completo tutte le partite forse stavo per giocare per altre cose. Bella questa definizione Pasquali, Fabiani latitante per lavoro, non so se... Bella, no, è originale comunque. Per quanto insomma, bello, strutturato, combattuto che sia, il calciotto resta comunque un torneo amatoriale. No, beh, per ora, perché questo non si potrà mai dire, ed è onesta la dichiarazione di Augusto, un po' così, un po' rammaricato, dice, se c'erano tutti probabilmente mi giocavo qualche cosina in più e sono convinto anch'io.
Se c'erano tutti, però in questo momento gli Hammers, come dicevi te prima, sono forse una delle squadre più scomode da affrontare, perché è una squadra di grandissimo carattere. Andate a vedere gli episodi di questa partita, solito episodio di Moviola ormai. Ah no, però scusatemi, prima c'è un live dalla Stella Azzurra perché Marco quasi continua a segnare. Allora Michele Calella, cosa sta succedendo? Sì, Filippo, è arrivato il primo gol della Lazio calcio a 8, l'ha segnato Aquino sfruttando una deviazione su un tiro cross in realtà del numero 7 di Striani, pallone che in qualche modo è finito al limite dell'area tra i piedi di Aquino. Attenzione però perché siamo dall'altra parte con Seferi Klaus, sempre pericoloso, un pallone messo dentro per Tommaso D'Anversa che non riesce a controllarla. Dicevamo quindi Filippo sugli sviluppi di un tiro cross, pallone che in qualche modo è arrivato tra i piedi di Aquino, che da lì non poteva veramente sbagliare, gli si è spalancata la porta difesa da Gabriele ed è arrivato quindi anche il 4-1 quando mancano ormai 3 minuti più recupero al termine di questa ultima giornata di campionato. A te Filippo. Grazie Michele, quindi accorcia le distanze il Lazio quando però ormai è evidentemente troppo tardi. Dicevamo episodi di Hammers e Mr. Jeff, il primo è un episodio in Amoviola, se no poi sembra che non ne parliamo più, ma insomma episodi continuano ad esserci anche in Amoviola. Questo rigore è abbastanza, non dico inspiegabile, però insomma ha sollevato diverse proteste, probabilmente un fallo di mano, ma... del numero 4, probabilmente, anzi forse il giocatore alle spalle, no, il giocatore alle spalle, sorpreso insomma, dalla traiettoria del proprio compagno di squadra, il pallone che termina sul braccio e che sì, la prolunga con il corpo. Ma il 4, no, cioè il difensore centrale, il 4 che tra l'altro si mette la mano anche in testa, come dire, non posso essere, cioè come, che cosa hai fischiato? Non ha preso la palla con la mano, è impossibile. Quello dietro, il compagno di squadra, forse però il braccio è attaccato al corpo, no? In questo caso Matteo. Cioè, questo secondo me non è rigore, assolutamente. Se non l'ha presa lui, il numero 4 che alza la mano, è quello che sta dietro, anche se l'avesse presa il braccio è chiaramente attaccato al corpo. Questo sì, lui colpisce di testa ma prende il corpo dell'altro difensore dietro sul petto, quindi secondo me non è assolutamente rigore. Invece un gran gol è stato quello di Fioravanti su calcio di punizione, sempre su palla inattiva, proprio il giocatore che prima indicavamo. Un siluro letteralmente, forse il gol più bello di questa settimana. Numero 4 che indicavamo prima, ovviamente Fioravanti, protagonista in negativo se vogliamo nell'episodio rigore, in positivo in questo. Marco, alla Stella Azzurra qualcuno dice che si segna più facilmente da centrocampo. Beh, oddio, questo è un gol difficile su qualsiasi campo, perché comunque tira da circa 25-28 metri. Sì, è davvero un missile terraria, perché poi l'altezza è perfetta, mi dicono amici, insomma, portieri che a quell'altezza lì è complicato da prenderla, poi passa in mezzo alla barriera a quella velocità, è davvero un Eurogol. Hammers che sono una squadraccia, Mr. Jeff che sono una squadraccia in termini da avversari e Mr. Jeff che invece è la squadra su cui forse più di tutti fate la corsa in questo momento. Come l'hai visto? Insomma, Mr. Jeff visto contro gli Hammers non sembrerebbero una squadra irresistibile anche in chiave ultima giornata. Ma loro soffrono molto fuori dalla Longarina. Quindi secondo me non sono adattissimi negli altri campi, nel loro campo sono veramente, noi ci abbiamo perso 5-0 contro loro. Poi secondo me adesso c'hanno anche Donetto che può dare una mano in più. Però ti ripeto, sono una bella squadra, però secondo me sugli altri campi soffrono troppo, quindi l'ultima la faranno in casa, quindi saranno 3 punti sicuramente. Quanto vi ha complicato la vita questa rimonta inaspettata del Pizza Boom? Perché a un certo punto, insomma, le prime 6 posizioni sembravano consolidate, forse la Steaua 2005 si poteva reinserire, ma mai nessuno avrebbe pensato fino a 3-4 settimane fa proprio il Pizza Boom. Ma loro sono una squadra esperta, quindi ci hanno creduto, ci stanno credendo fino alla fine, come è giusto che devono fare. Hanno giocatori di esperienza, quindi sono abituati anche a certe situazioni. Noi siamo nel secondo anno e facciamo la Serie A. Per giocarci adesso i playoff stiamo facendo assolutamente una grandissima cosa. E quindi noi faremo la nostra partita, non pensiamo agli altri, che sarebbe proprio banale. Dobbiamo fare la nostra partita tranquilli, come abbiamo già le ultime 2 partite. E poi se non andremo ai playoff avremmo fatto ugualmente un grandissimo campionato. Marco, hai menzionato un po' le aspettative, perché quando venne a suo tempo, credo ormai fosse febbraio Matteo, permetto di darti del tu, sì. Disse no, se non andiamo ai playoff è una stagione fallimentare. Matteo, tu in questa settimana ti giochi gran parte della tua credibilità, perché ti hai giocato l'accesso ai playoff e soprattutto hai detto che il Checco Scapicolo non era la squadra più forte di questo campionato. Questa sera se dovesse vincere contro il Super Ciccio, io non so dove puoi andarti a nascondere. Con quale faccia goduriosa te lo sta dicendo. Un grandissimo amico Marco Iori.
Torniamo un attimo alla Stella Azzurra, poi la risposta Ok, di Dupaghe. Michele Calella. Sì, è arrivato un Eurogol da parte del numero 4 Zanetti, 4-2, ma davvero bello il gol di questo giocatore dotato di un grande bagaglio tecnico, si è liberato di una marcatura, poi ha lasciato partire un destro a giro sul secondo palo su cui non ha potuto fare davvero nulla l'ottimo portiere di questa sera Gabriele. 4-2 quindi alla Stella Azzurra, vi restituisco la linea. Grazie Michele, la risposta di Dupaghe, questa credibilità che Iorio ti imputa. Ma la credibilità c'è, perché rispondo a te Marco, perché in 2 anni di questa Ragnatela, la Ragnatela ha fatto una finale di Coppa Italia e quest'anno è uscita in semifinale di Coppa Italia e si sta giocando i playoff, quindi la credibilità di questa squadra è immensa. Noi Non è sì, a sì, lo livello so, tecnico, ovviamente. assolutamente, io dico che comunque penso anche- poche squadre hanno fatto quello che abbiamo fatto noi. Poi ti ripeto, per il fatto del Checco, io ti ripeto che secondo me ci sono squadre, lo ripeto ancora adesso, più forti tecnicamente, che sono Super Ciccio e Global Service con tutta la rosa. Ma questo non vuol dire che Checco è una squadra scarsa, l'altro giorno avevano tutta la rosa insieme. Scusa Matteo, perché si sta riaprendo la partita la Stella Azzurra. Michele, che sta succedendo? Incredibile, la Lazio Calcio a 8 ha riaperto una partita che soltanto 2 minuti fa sembrava chiusa, è arrivato anche il 4-3, un'azione sulla sinistra di Aquino che ha tentato il tunnel ai danni dell'avversario, poi una serie di rimpalli, ne è uscito vincitore Aquino che ha lasciato partire un destro da distanza ravvicinata e quindi 4-3 per il Global Service Ambiente, ma la Lazio che ovviamente ci crede, manca soltanto il recupero che tra l'altro non è ancora stato segnalato dal giudice di gara, quindi partita davvero scoppiettante che ci terrà incollati qui fino alla fine. Grazie Michele, insomma davvero minuti finali incandescenti. Matteo, in pochissimi secondi, chiosa su. Dicevo che comunque Checco è una grande squadra e stanno dimostrando che stanno abituati a certi livelli, quindi dovranno lottare contro sicuramente Super Ciccio per vincere questo campionato. Allora, in attesa di capire quanto succederà negli ultimi minuti della partita tra Global Service e Lazio Calciotto, io lancerei però il prossimo servizio, se non mi arrivano segnalazioni dalla regia, e perché è la gara che tra l'altro riguarda proprio la Ragnatela Pub, i prossimi avversari, e cioè l'Eurobet che nell'ultimo turno hanno vinto contro l'FC8. Andiamo a vedere. Buonasera, bentornati allo Sport City per la 25esima giornata del girone di ritorno in campo Eurobet e FC8. Se ne va Carboni, palla al piede, l'apertura per Apolloni, però la gran conclusione centrale Apolloni, 3/4 campo, prova ad orchestrare ancora per Nuzzi, l'apertura per Gioia che carica il mancino, prova anche lui il tiro, ci mette i guantoni questa volta Caperchi. Sale il pressing dell'Eurobet, buonamente la palla bloccata da ancora per Diop che serve Apolloni, la conclusione e il vantaggio 1-0 dell'Eurobet. Il break era stato di Fogler che ha servito Diop e poi sulla profondità, l'ennesima profondità di Apolloni, è entrato in aria, ha scaricato il destro sul primo palo dove Bastesin non è potuto arrivare e dunque si porta in vantaggio l'Eurobet sull'FC8. Fabio Simone lo vede, arriva lo schema, palla per Carboni, la mette giù, carica il mancino, arriva il tiro sul primo palo e ancora il gol dell'Eurobet, ma con la complicità indubbiamente di Bastesin che non ha controllato questo pallone. Riprende il secondo tempo allo Sport City tra Eurobet ed FC8, gara in discesa per i rosanero che conducono per 2-0. La rimessa laterale ancora per Nunzi di Pasquale in aria per il numero 7, il colpo di testa e c'è un gol davvero incredibile di Nunzi che di testa riesce a scavalcare Caperchi che ha calcolato male la traiettoria del pallone, pensava terminasse oltre la traversa e dunque improvvisamente l'FC8 si riporta in partita con questo gol. Il numero 2 chiede palla ancora per Corona, l'apertura per Ippoliti, però la conclusione, pallone che sibila. Palla per Diop che serve bene Messina, la mette giù, però lo scambio con Diop, l'apertura con la mano, però l'intervento da parte del numero 2 di Pasquale sarà calcio di punizione. Arriva il calcio di punizione con Mirko La Rosa sul punto di battuta, lascia incombenza. Un gol incredibile di Fabio Simone, sembrava dovesse partire La Rosa, invece è andato col mancino Fabio Simone. Un siluro dalla 3/4 che ha battuto Bastesin per la terza volta, 3-1 per l'Eurobet. 3 contro 2, prova a rincorrerlo La Rosa, se ne va ancora il numero 11 Bianchi, pallone allargato sulla sinistra per Di Vincenzo, ancora per Bianchi, arriva il cross, sul sottopallo c'è Gioia,
anzi è Ippoliti che va a siglare così il 3-2, partita riaperta, svarione difensivo dell'Eurobet che lascia Ippoliti solo sul secondo palo, sul cross di Bianchi, è facilissimo per lui il colpo con il destro che la mette sotto l'incrocio. Alza il campanile da Stolfo per Messina, lo mette giù abbastanza bene, anche il palleggio riesce a girarsi, poi però la gran conclusione e ancora incredibile l'errore di Bastesin, secondo errore clamoroso sul tiro dalla distanza siderale di Messina, non riesce a trattenere Bastesin, serata negativa per lui, sempre più destinato a giocarsi i play-out. Termina qui il triplice fischio, l'Eurobet porta a casa punti fondamentali per la rincorsa salvezza, per l'FC8 si fa davvero complicatissimo questo finale di stagione. Quasi sicuramente faremo i play-out, purtroppo. È stata una stagione molto sfortunata, secondo me abbiamo fatto i conti nel girone di ritorno, eravamo sesti da soli, forse oggi anche quinti con questa vittoria. Lotteremo fino alla fine, poi vediamo quello che dà il campionato. Abbiamo visto l'intervista di Carboni che insomma si vede rassegnata ai play-out, dobbiamo un attimino ricalcolare la classifica e il fattore Steaua in un verso o nell'altro, mi riferisco naturalmente a Marco Iorio. Torniamo però alla Stella Azzurra perché c'è Michele Carella, è finita Global Service Lazio Calciotto. Michele? Sì, la partita è appena terminata, ci ha raggiunto qui a bordo campo il bomber, autore di una doppietta anche stasera, Tommaso D'Anversa, è già collegato con il nostro studio. Buongiorno, buonasera a tutti. Ciao Tommaso. Michele, quindi scusami, mi confermi 4-3 finale per il Global Service? Sì, 4-3 finale con un grosso però, una grossa paura perché un autentico miracolo di Gabriele ha evitato il quarto gol della Lazio, sarebbe stata una beffa incredibile per gli uomini del presidente Villani. Tommaso, ciao innanzitutto, come va? Ciao, bene, stasera particolarmente bene, anche in virtù del fatto che tempo fa è uscito il mio passaggio alla Lazio e la Lazio ha detto che non mi conosceva come giocatore. Probabilmente stasera mi conoscono un po' di più. Ti conoscono un po' tutti, Tommaso, perché poi con questa doppietta al momento saresti il capocannoniere della regular season 2012-2013 con 26 gol, che non sono proprio pochini. No, già, anche se Davello insomma dovesse superarmi è stata una gran bella soddisfazione. Tommaso, buonasera, sono Marco Iori, ovviamente complimenti. A questo punto stai mettendo in cantiere insomma l'obiettivo di vincere la classifica capocannonieri per quest'anno? E magari anche il titolo di scarpa d'oro, ovviamente. Insomma, sarei ipocrita una partita alla fine a +1 a non determinarmelo come obiettivo. Siamo lì, adesso non dipende più da me, io il mio insomma l'ho fatto, 5 gol nelle ultime 2 partite, è stata comunque una bella rincorsa, grazie alla squadra che mi ha supportato e mi ha permesso di fare bene come sempre. Tommaso, telegrafico, terzo posto del Global Service Ambiente, abbiamo qua Ragna Tela Pub, guardandoti alle spalle voi giocherete contro la sesta, i quarti di finale delle playoff, tra quelle che inseguono chi vorresti evitare? Assolutamente, visto le 2 partite e vista la stima che ho per loro il Ragna Tela Pub, ce l'eravamo prefissati prima della partita di non incontrarla. E adesso vedremo, credo che classifica alla mano, se il Mr. Jeff dovesse vincere dovremmo incontrare loro, se non sbaglio. Ne stiamo parlando praticamente da un'ora e mezza, dipende poi dagli altri risultati, perché Mr. Jeff può arrivare quinta, sesta come uscire dai playoff, stesso discorso per la Ragna Tela Pub, quindi vedremo, però eviteresti la Ragna Tela Pub? Assolutamente. Grazie Tommaso e comunque vada, complimenti, insomma noi ti conosciamo bene anche perché ne parliamo ogni lunedì, i 2 gol fanno sempre copertina, grazie Tommaso. Grazie a voi, grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, grazie naturalmente a Tommaso D'Anversa, insomma anche una frecciatina, insomma Tommaso D'Anversa comunque vada, ha fatto parlare anche per molte cose fuori dal campo, ma semplicemente per queste notizie di mercato, ma un giocatore che sta facendo parlare soprattutto per i suoi numeri, però... Una cosa che arriva sempre a 20 gol credo interessi un po' a tutti. È vero, è possibile poi un giocatore che fa 26 gol giocando quasi sempre, perché Tommaso D'Anversa è un giocatore che difficilmente si fa male. Crea apprezzamenti a tanti club, anche per dirvi il Pizza Boom, il presidente Messari ne ha sempre parlato benissimo. Ragazzo che fa 20 gol, 26, quest'anno 26, ma anche l'anno scorso giocava su questi numeri, è impossibile che non crei interesse. Matteo, allora Tommaso D'Anversa ha detto che vi vuole evitare, l'Eurobet ha detto che è rassegnata ai play-out, no? Ho capito male, Carboni ha detto ormai siamo rassegnati ai play-out, però andiamo a rivedere questa classifica perché o stiamo sbagliando noi qualcosa. Beh, sicuramente noi siamo salvi, l'obiettivo è raggiunto. Beh, anche perché 40 è la soglia salvezza, quindi manca un punticino, però l'Eurobet, ripetiamo, vincendo contro la Ragna Tela Pub raggiungerebbe la Steaua 2005 a 35. Ora,
Ti ricordi, Marco, lo scontro diretto era Roberto in vantaggio? Sì, mi sembra adesso a occhio e croce mi sembra proprio di sì. Quindi bisognerà andare a vedere sullo scontro diretto. Considerare la coefficiente scaramanzia che è molto alta nell'Eurobet. Però stavo notando prima una cosa significativa anche in chiave Steaua 2005, perché se la Steaua 2005 vincesse contro lo Studio Bonfim Immobiliare e il Mr. Jeff perdesse e al tempo stesso il Pizza Boom non riuscisse a uscire con i 3 punti dallo Sport City contro il Professionale a casa, quindi una serie di combinazioni molto improbabili, Mr. Jeff rimarrebbe a 38, la Steaua 2005 sarebbe a 38, il Pizza Boom a 37 e a quel punto bisognerebbe prendere in considerazione lo scontro diretto Mr. Jeff Steaua, quindi potenzialmente anche la Steaua 2005 non è che sia totalmente tagliata fuori, cioè la Steaua 2005 si trova nella situazione che potrebbe per un'incoincidenza di risultati andare ancora ai playoff, ma anche eventualmente rischiare i playout e le recessioni. Sì, loro sono quella squadra che può perdere di più da questo incrocio, senza dubbio, perché andrebbe da una finale in positivo in playoff a una finale in negativo, ovvero una salvezza. Bisognerà ovviamente capire gli scontri diretti che regnano sovrani in tal senso. L'Eurobet l'abbiamo visto, naturalmente bisognerà capire chi è in vantaggio con chi, perché qua davvero è un cluedo letteralmente questa classifica dell'ultima regular season. Eurobet l'abbiamo vista vincere contro l'FC8, adesso vediamo anche i numeri, vedendoli, mi commenti questa squadra che vi troverete ad affrontare tra 48 ore? Ma loro sono una buona squadra, sono un bel gruppo, secondo me a livello di gruppo uno dei migliori nella Lega. E hanno dovuto affrontare un campionato un po' difficile inizialmente nella prima fase d'andata, però stanno facendo buone prove, nel senso loro hanno una buonissima difesa, c'è D'Astolfo che secondo me è un grandissimo giocatore. Difensore, sì. Difensore, secondo me è veramente un buonissimo giocatore. Diciamo che per il primo anno come squadra devono forse trovare un'alchimia tutti insieme, perché è il primo anno che giocano tutti insieme, però secondo me sono una buonissima squadra, quindi la partita che affronteremo sarà sicuramente difficile. E poi vedi, eccolo qui lo scontro diretto, Steaua Eurobet, 5-4 per l'Eurobet. Infatti è quello che stavo anche notando io, quindi Eurobet in vantaggio. E poi dicevo, proprio ritornare a questi numeri, tranne il Super Ciccio nelle ultime partite 4 risultati utili su 5, quindi una squadra tutto sommato apparentemente anche in condizione sia in casa che in trasferta. Insomma, non sarà una partita semplice comunque, assolutamente no. Possiamo dirlo. Assolutamente no. Ultimo servizio, almeno per quel che riguarda il campionato della puntata odierna, era la sfida ormai tra due già matematicamente retrocesse in Serie A2, e cioè il calciovideo.com contro il Professione Casa. Andiamo a vedere com'è andata. Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio 8, un cordiale saluto vi giunge dall'Atletico 2000 dove stanno entrando in questo istante in campo i calciatori di calciovideo.com e Professione Casa. La formazione inossidabile del CEO e quella del presidente Forgione si trovano costrette all'inferno dell'A2 con 2 turni d'anticipo. Fa buona guardia sull'attacco di Zigrossi, poi un passaggio pericoloso, innesca Zigrossi e solo Zigrossi. C'è l'eccellente ritorno di Cerbara, barriera abbastanza nutrita, composta da 4 elementi, anche se ad occhio sembra comunque scoperto il secondo palo. Va Zigrossi alla conclusione e colpisce la traversa con un cucchiaio delizioso. Perde palla, parte Olivieri in grande stile, Olivieri punta la porta, Olivieri la mette in mezzo per Zigrossi. C'è il vantaggio del Professione Casa sul pallone riconquistato dagli ospiti. Parte Olivieri che taglia il campo, arrivato poi al limite dell'area di rigore, serve con l'esterno Zigrossi. Attenzione, ancora un errore, allora ancora Olivieri, stessa azione di prima, Olivieri avanza, prova la conclusione e Di Mascio però coi piedi devia in fallo laterale il calciatore venezuelano del Professione Casa, e allora Cecconi, anche lui spostato a destra, prova la conclusione deviata. Di Mascio smanaccia in calcio d'angolo, gioco che sta per riprendere l'Atletico 2000, riprende in questo istante tra calciovideo.com e Professione Casa. Fredda Di Mascio, attenzione ora all'errore, palla per Arnold che si gira e c'è il pareggio immediato al primo minuto della seconda frazione di gioco. Sulla leggerezza della difesa del Professione Casa ne approfitta il calcio che con Arnold trova il gol dell'1-1, lo fa servendo a Brizzi che alza un pallone lungo a cercare Arnold, tutto solo, attenzione Arnold, la mette in mezzo, c'è il Professione Casa che rischia di andare sotto sull'errore clamoroso di Patrizzi che centra il palo, lato corto dell'area, Arnold palla sul destro, va bene sul fondo, attenzione, entra in aria al destro, fa la barba al palo. Professione Casa che in questo secondo tempo
non sembra avere la stessa determinazione mostrata nei primi 25 minuti di gioco. Dall'altra parte Olivieri è tutto solo, attenzione, Olivieri destro, il vantaggio del Professione, no, ci ha tratto in inganno il movimento dei calciatori del Professione Casa, non vale, è tutto fermo, non vale il gol di Olivieri. Sbaglia Olivieri, attenzione Peretta, va da un compagno, attenzione c'è il sinistro di Arnold ancora una volta vicino al gol. Testa, cerchio di centrocampo, apre sulla sinistra per Olivieri, Olivieri tre quarti campo, prova la conclusione col destro, Di Mascio para, attenzione, ancora Di Mascio, rimane solo lui sul punto di battuta, De Angeli col destro, la gran parata di Quattrocchio, testa attaccato all'avversario, testa, torna da Enzoni, palla sul mancino, prova la conclusione! Che conclusione di Enzoni che era andato a pescare il jolly! E allora attacca il calcio di attenzione del Sio, superiorità del Sio, palla sul mancino del Sio! Il gol del calcio video con Del Sio al 50° minuto di gioco. Potrebbe essere un golden goal questo di Del Sio. Professione che si riversa in avanti alla ricerca del gol che significherebbe il 2-2. Attenzione Olivieri prova la conclusione deviata, clamoroso l'intervento di Di Mascio con i piedi da per terra. Di Mascio, eroe della serata, potrebbe diventare con quell'intervento che veramente ha del sensazionale sulla conclusione di Olivieri. E arriva il fischio finale del direttore di gara. Il calciovideo.com saluta l'Atletico 2000 e la Serie A con una vittoria sofferta ma con tanto cuore. I calciatori della formazione, quindi in maglia gialla, piegano per 2-1 il Professione Casa. E dell'Atletico 2000 è tutto. Vabbè, bella partita, equilibrata, il secondo tempo noi abbiamo giocato bene, abbiamo tirato tanto, abbiamo segnato poco, però vabbè dai, con i giocatori che corrono giochiamo pure noi. Purtroppo quando manca tanta gente devi sempre trovare le persone all'ultimo, è difficile con tutti. Sì, la prossima stagione vogliamo cominciare da subito bene, dobbiamo riformare la squadra e vogliamo ripartire subito alla grande per cercare di risalire il prima possibile. Io comunque faccio un applauso al calciovideo.com, innanzitutto per la vittoria contro il Professione Casa e poi perché, come ha spiegato anche De Angelis, tra mille difficoltà hanno sempre onorato questo torneo, e se questo torneo è rimasto così avvincente fino alla fine è anche in parte, in minima parte, merito del calciovideo.com, no Marco? Sì, un peccato per quella partita persa a tavolino contro proprio la Steaua 2005 che va a incidere fortemente in quest'ottica, insomma, playoff, anche se, insomma, visto anche la classifica, l'andamento, probabilmente in trasferta al Cireci difficilmente avrebbero fatto bottino pieno, però ecco, rimane questo neo. Però una partita dopo che hanno onorato sempre il campo nonostante le difficoltà, hanno fatto comunque un plauso. Senti Marco, però in settimana, a parte tutto quello che abbiamo visto, no? Calcio video, Professione Casa non ultimo, ma anche tutte le partite precedenti, si è giocata anche la semifinale, la seconda di Coppa Italia. Nella prima aveva vinto il Super Ciccio contro lo Studio Bonfim Immobiliari, nella seconda andiamo a vedere cosa è successo. Ad un passo dal trofeo, ad un passo da una possibile Coppa che comunque darebbe un risvolto molto positivo alla stagione, comunque vada. Buonasera e ben trovati da Checco dello Scapicollo, Ragnatela Pub, semifinale di Coppa Italia. Si parte quindi con la Stella Azzurra per la semifinale, la seconda semifinale di questa Coppa Italia 2013. Cardinali con le mani verso Placido che prolunga per Melchiorre con l'esterno, clamoroso palo del Ragnatela Pub, azione ancora non finita. Attenzione, disattenzione della Ragna del Checco dello Scapicollo. Melchiorre ancora una volta attaccato da Terribili. Placido cross in mezzo, di testa lontana Galli, ma la palla ancora via per Morezzi che si coordina con il destro. Molon cambia gioco centralmente, Morezzi intercetta anche questa. Lani addomestica il pallone, poi prova a superare Galli che si aiuta forse anche con un braccio, poi prova una conclusione incredibile, traversa e palla che carambola sulla schiena dei Lipani. Stava per fare un gol incredibile Galli. Melchiorre Placido, parte Cichella con il destro, conclusione a giro, c'è la deviazione di Krasmir sotto misura di testa che anticipa Ripani. Vantaggio Checco dello Scapicollo, ha segnato Krasmir. Parte con il destro, conclusione a giro, palla sul palo. No, è buono. Parroni parte con il destro, riparte proprio su questo tentativo del secondo tempo della sfida tra Checco dello Scapicollo e la Ragnatela Pub. Sulla sinistra per Acerbi.
Acerbi al centro, Placido si scansa, lascia la palla a Cardinali che si coordina con il destro e Molon la manda in calcio d'angolo. Parte Parroni con il destro, conclusione a giro, pallone che si infila in rete. Trafitta la barriera, trafitto Ripani che ha però qualche responsabilità in questa circostanza. Fatto sta che il Checco Scapicolo raddoppia con il gol su calcio di punizione del suo numero 9, Parroni. Cichella ancora centralmente per Marroni. Marroni scarica per Nardecchia, 1-2 ancora Marroni, Nardecchia, Marroni ancora per Nardecchia, Nardecchia ancora per Marroni, cross in mezzo per Cichella che si coordina, conclusione che termina sul fondo. Sarebbe stato, vale la pena dirlo, un gol incredibile. De Pedis, palla in verticale per Melchiorre che prova a girare di prima, la sfera arriva a Morezzi che ha un buon controllo, Morezzi palla sul destro, conclusione, Molozzi oppone, Tapin vincente, c'è il gol di Placido, poi sulla linea tocca anche Melchiorre, ma il gol probabilmente è da attribuire a Placido. Si riapre la partita, si riapre la sorte di questa semifinale grazie al gol di Placido. Ragna Tela Pub 1, Checco Scapicolo 2. Attenzione, controllo difettoso dei Pedis, Krasbil si coordina, palla che carambola sul palo. Morezzi di testa dietro per Ripani, Ripani con i piedi a cercare Melchiorre, Melchiorre spinge Cortese alle spalle, quindi calcio di punizione su questo tentativo, finisce la partita 2-1 per il Checco Scapicolo sulla Ragna Tela Pub. E Checco Scapicolo che vola in finale se la vedrà contro il Super Ciccio. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi ci ha detto pure un po' male inizialmente, loro sono una bella squadra, quindi la prima occasione loro hanno messo Biava alla rete. Ti ripeto, la prestazione è positiva contro una grande squadra, quindi per noi è stata una buona prova. Adesso speriamo delle playoff e poi ce la giochiamo. Logicamente era un obiettivo pure la Coppa Italia, poi contro loro c'era un po' di rivalsa, visto che l'anno scorso siamo usciti. Secondo me è un'ottima squadra loro, quindi abbiamo fatto una buona partita anche loro, abbiamo vinto noi sfruttando le occasioni dei giocatori di esperienza. Una rivincita quella del Checco Scapicolo, Matteo, perché l'anno scorso l'avete eliminati voi. Sì, è stata una bellissima partita, abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, ci ha detto pure un po' male perché abbiamo preso 2 pali. Però vabbè, abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra, era una squadra al completo, quindi abbiamo visto e possiamo giocare con tutti. Quello Io resto convinto che le tue dichiarazioni del Checco Scapicolo ti hanno portato di un male quest'anno, Matteo, che è una cosa indicibile. Sicuramente sì, penso di sì, però sono sempre convinto delle mie idee, quelle non cambiano. Abbiamo visto tante belle giocate anche il Checco Scapicolo, Ragna Tela Pub di Coppa Italia. Andiamo adesso a rivedere, come al solito, il mix dei gol più belli di questa settimana, la nostra Gol Parade. A più tardi. Caruso, Fabiani alla palla buona, se ne va Fabiani, il destro morbido e punisce Scarsella. Bellissimo gesto tecnico di Fabiani che conferma lo stato di grazia delle ultime giornate. Per i Granata proveranno a metterla al centro. Tiro da fuori, una bomba che finisce dentro. Un siluro che punisce Scarsella, lo trova impreparato. Granata che tornano in cattedra con questo gol 4-2. Palla intelligentissima ancora di Cichella, filtrante per Nardecchia. Nardecchia, pallone di ritorno per Cichella che di prima intenzione va con l'esterno destro sul secondo palo. Gol del 2-0 in pochissimi minuti. Il Checco dello Scapicollo incanala il match. Cavaniglia può ripartire con l'esterno in verticale per Rossi che di tacco delizioso serve Giannini, Giannini con il destro e questo è un gol da copertina, incredibile giocata di Daniele Rossi, perfetto per Giannini che controlla con il petto e poi con il destro fulmina Bombardieri, il pizzabome va sul 3-1, ma questo è un gol davvero da vedere e rivedere 100 volte ancora. Di Pasquale in aria per il numero 7, il colpo di testa e c'è un gol davvero incredibile di Nunzi che di testa riesce a scavalcare Caperchi che ha calcolato male la traiettoria del pallone, pensava terminasse oltre la traversa e dunque improvvisamente l'FC8 si riporta in partita con questo gol. Bei gol anche questa settimana nell'ordine. Matteo, Marco, i più belli. Matteo. Il gol di Giannini, l'azione con Daniele Rossi, sicuramente il più bel gol quello. Che siamo tutti d'accordo quest'oggi, gol di Giannini. Gol di Giannini anche perché ha un peso specifico fondamentale. Questo è di fatto il gol
che ha riaperto la volata playoff, perché in caso di pareggio tra Lazio Calciotto e Pizza Boom, il Ragna della Pab sarebbe stata matematicamente ai playoff e anche il Mr. Jeff. Non sono d'accordo, Filippo, io penso che questo sia proprio il gol più bello, punto, semplicemente perché è bellissima l'apertura di Cecati, se non sbaglio, il tacco di Daniele Rossi è perfetto e poi Giannini fa una cosa difficilissima perché la mette giù di petto, ma il pallone non tocca nemmeno terra, lui quindi calcia proprio di prima intenzione con una coordinazione che è fantastica. Poi c'era anche la mia telecronaca, quindi questo rende anche quello sì, è l'unico neo, insomma, no, però vabbè. No, veramente molto bello e complimenti a Daniele Rossi, prima l'abbiamo citato con Mauro Morezzi. Morezzi è il miglior giocatore del torneo, Dupacchia? Per me sì, assolutamente sì. Lo vince lui, lo potrebbe vincere lui. Secondo me lo merita perché ha fatto un grandissimo campionato. Un ipotetico podio chi metteresti però? Ma Morezzi, Teferi, Klaus sicuramente e poi Teferi, Klaus. mi pare Princigalli, mi piace molto del Super Ciccio. Quest'anno sono veramente tanti papabili, visto che insomma siamo un turbinio di elezioni con tanti nomi. L'abbiamo visto tanto e tantissime volte, il calendario del prossimo turno andiamo a rivederlo per l'ultimissima volta perché cosa succederà nei prossimi giorni. Innanzitutto la vittoria del Global Service con la Lazio l'abbiamo commentata, stanno scendendo in campo adesso che con lo Scapicollo Super Ciccio si ci gioca la regular season in 50 minuti, poi Mr. Jeff FC8 per un posto nei playoff, Jammers contro il calciovideo.com, lo Studio Bonfio contro la Steaua che è ancora in corsa praticamente per tutto, il Pizza Boom sarà ospite del Professione Casa per continuare la rincorsa playoff e poi chiuderà il programma la Ragna della Pab Eurobet. Ne abbiamo parlato in lungo e largo, davvero 50 minuti finali della regular season scoppiettanti in attesa del grande spettacolo playoff e playout. A me non rimane che ringraziare nell'ordine Matteo Dupacchia. Grazie Filippo, speriamo di vederci presto. Marco Iorio. Grazie e in bocca al lupo a Ragni della Pab. Crepi il lupo, grazie. E naturalmente Fanner Media Service che ci ha coordinato in cabina di regia e non solo. L'appuntamento con Terzo Tempo è per lunedì prossimo. Grazie a tutti, buona settimana e buona visione con la Lega Calciotto. Arrivederci.